Bentrovati telespettatori di TVM Palermo, canale 19 del Digitale Terrestre. La puntata del giovedì di penalty per continuare a parlare di calcio dilettantistico siciliano. Ieri sul canale 15 del Digitale Terrestre di 7 Gold abbiamo anche trasmesso in esclusiva l'intervista al presidente dell'FC Trapani, Valerio Antonini. Ci siamo riservati il campionato di eccellenza nella puntata odierna ed è ancora ospite del nostro programma Fabrizio Daghio. Ciao Fabrizio, ben trovato. Allora, parliamo di questa stagione targata Leonzio 1909, stagione che vi vede protagonisti soprattutto in questa parte finale della stagione nel campionato di eccellenza Girone B, sofferenze ad inizio di stagione, tanti cambi di allenatore, adesso è arrivato una nuova cordata, un nuovo progetto che ti coinvolge in prima persona. Che prospettiva, insomma, ti si presenta per quanto riguarda questa parte importantissima della stagione? Ma intanto parlo di quello che deve essere il finale di stagione. A me è stata chiesta assolutamente con unghie e denti di mantenere questa categoria. La Leonzio si deve salvare e per poi eventualmente il prossimo anno ricominciare con nuovi progetti ambiziosi, come è giusto che sia per la piazza di Lentini. Avete pareggiato domenica contro il Mazzarrone, adesso ci saranno due partite cruciali per la vostra salvezza, Santa Croce e soprattutto Leonfortese. Sì, Leonfortese l'avremo questa domenica, stiamo preparando la gara. Siamo full immersion 24 ore su 24, io e tutto il mio staff. La vittoria potrebbe garantirvi un ulteriore distacco dalla zona pericolante. Ecco, Ettore, guarda, il pareggio di Mazzarone è stato fondamentale perché ha fatto sì che il Mazzarone non scappasse e abbiamo recuperato un punto su Mister Bianco e siamo a 3 punti dalla salvezza senza passare ai play-out, perciò è fondamentale. Siete sul pezzo. Siamo sul pezzo. E quindi potete ancora tranquillamente cercare di evitare il ternallotto dei play-out, perché sappiamo benissimo che i play-out per vincerli bisogna poi sudarseli. Allora, noi quest'anno, play-out o non play-out, noi quest'anno ci salviamo, perciò... Questa è la dichiarazione ufficiale di Fabrizio Daghio, certo. Allenatore della Leonzio. Però prima di ritornare a parlare del girone B, parliamo del girone A. Si è giocata la 9ª giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. Oratorio Sancile e San Giorgio batte Accademia Trapani 2-1, Casteldaccia Aspra 0-0, Castellammare batte Don Carlo Misilmeri 1-0, Folgore Castelvetrano batte Geraci 2-1, Fulgatore batte Mazzara 46 2-1, Nissa FC batte Athletic Club Palermo 3-1, Profavara batte Super Giovane Castelbuono 2-0 ed infine Unitas Sciacca batte Mazzara 3-0. Vince sia la Nissa FC che il Profavara, pertanto la classifica rimane immutata rispetto a 7 giorni fa. La guardiamo insieme. Nissa FC al primo posto con 65 punti, con 58 il Profavara, 42 Mazzara 46 e Castellammare, 37 Super Giovane Castelbuono con 34 Unitas Sciacca, 31 punti Oratorio Sancile e San Giorgio e Folgore Castelvetrano, 29 punti Don Carlo Misilmeri, con 28 Athletic Club Palermo, 26 punti il Geraci con 23 Accademia Trapani, 22 Casteldaccia, 21 Fulgatore e 18 punti Aspra, chiude la classifica il Mazzara con 16 punti.
Nissa che mette un altro tassello verso la vittoria di questa stagione, in questo girone A del campionato di eccellenza. 3-1, vittoria che sulla carta all'inizio poteva sembrare non certamente facile, ma poi sul campo il valore della squadra di Terranova è stato considerevole. Vince la partita contro l'Athletic Club Palermo, ma tiene ancora a debita distanza questo Pro Favara. Come vedi la classifica finale di questo girone, Fabrizio? Penso che insomma sia ancora combattuto, potrebbero esserci delle sorprese in questo Ancora finale. non dai per certa la vittoria della Nissa, dunque? Allora, Nissa ha un campo che è veramente meraviglioso, io mi ricordo, ci ho giocato contro, penso che sia stato fatto diversi anni fa un centro con i fondi europei, sì, e hanno qualcosa di veramente molto strepitoso, di conseguenza diciamo che aiuta questa cosa? Aiuta tantissimo. Aiuta tantissimo. Aiuta tantissimo, sì. Quindi a questo punto la Nissa sulla carta è leggermente avvantaggiata rispetto al Pro Favara, però aspettiamo ancora qualche settimana. Sì, assolutamente. Condivido. Guardiamoci il servizio, la vittoria è proprio della Nissa FC contro l'Athletic Club Palermo. 7 punti di vantaggio, 7 gare alla conclusione del campionato. A lungo che la Nissa ha operato negli scorsi 90 minuti, vincendo nettamente contro l'Accademia Trapani e beneficiando del passo falso del Pro Favara caduto a Castelvetrano. Nissa che ritrova l'effetto Marco Tomaselli laddove ha sempre vinto, ad eccezione dello scontro diretto, pubblico che può sicuramente applaudire il grande campionato della formazione allenata da Nicola Terranova, che vanta il maggior numero di punti, di gol fatti e il minor numero di reti subite. Vediamo l'11 biancoscudato che dispone di un 4-3-3 e le in porta, linea difensiva composta da Rossi, Neri, Barrera e Scaletta, in mezzo al campo Pagano, Privitera e Dall'Oro. Tridente consolidato, Semenzina, Gudiac, Esposito. Si parte con la firma del primo tempo, dopo 3 minuti la Nissa, Rossi va a correre Dall'Oro a destra, il pallone che viene scaricato all'indietro, arriva a rimorchio Esposito, conclusione di prima intenzione che viene parata da Russo. Al sesto ancora Nissa, calcio di punizione di Privitera, viene spizzato da Gudiac sul secondo palo, in volo d'angelo Juan Barrera per l'1-0 biancoscudato. Si sblocca il risultato al Tomaselli, ma è monologo della Nissa per vie centrali. Pagano spara, potente ma non preciso, minuto 20, calcio d'angolo e all'improvviso rientra in partita l'Athletic Palermo. Il colpo di testa di Mustacciolo viene sporcato da Gudiac e mette fuori gioco Elezai. 1-1, minuto 23. Sfera ad Esposito, conclusione alta oltre la traversa, minuto 28, gli ospiti, punizione in zona, Manfred che non riesce a toccare la sfera, minuto 33, Esposito serve Dall'Oro che cerca il destro a giro, parato facilmente da Russo, minuto 41, Rossi al cross per Dall'Oro, pallone ribattuto, arriva Pagano che spara così col destro e trova l'angolino basso, 2-1 della Nissa che proprio poco prima dell'ingresso negli spogliatoi si riporta in vantaggio. Bella la scenografia, bella la cornice del Marco Tomaselli tra primo e secondo tempo. Inizia la ripresa al 50°, ancora Nissa, pallone messo dentro, Esposito sul secondo palo non riesce a toccare, minuto 55, Gudiac difende bene la sfera e la mette per Semenzin. Inserimento di Esposito, tutto fatto con i giri giusti per il tris della Nissa, gara praticamente chiusa. Il Poggio Esposito per il gol del +2, minuto 59. La Nissa riconquista il pallone, parte il contropiede, Gudiac da Semenzin, ancora da Gudiac, scambio tutto argentino, pallone che sfiora la traversa, minuto 65. Privitera allarga per Semenzin, l'ex Agregas stavolta decide di fare tutto da solo, sfiora il palo, minuto 72. Un ispirato all'oro mette il pallone dentro, lotta Esposito che però non riesce a trovare la porta, 77°, pomba per Mercanti, cerca fortuna con un destro dalla lunga distanza in traiettoria, Elezai controlla che finisca fuori, minuto 82, ancora Mercanti che prima va col destro, stavolta va di mancino, sfiora il palo, ultima occasione all'87°, cross dalla destra dove c'è Tripoli che cerca la conclusione, il pallone però si perde oltre la traversa, finisce così al Marco Tomaselli, ennesima vittoria della Nissa che supera 3-1 l'Athletic Palermo e consolida i 7 punti di vantaggio sul Pro Favara a 6 giornate dalla fine.
Pro Favara che comunque continua a vincere 2-0 contro la super giovane Castelbuono. Nel frattempo stiamo guardando le immagini di Calcedonio Iacuzzo. Pro Favara però che è stato costruito anche lui per vincerlo questo girone. Hanno speso veramente tantissimi soldi, però spesso e volentieri non perché si spende tanti soldi la vittoria finale è scritta da qualche parte. Ci sono tanti fattori che vanno ad incidere tante volte anche sulla posizione in classifica, anche se spendi veramente tanto, magari un po' di infortuni, magari qualcosa che non gira come dovrebbe e ti porta via qualche punto. Oppure eventualmente insomma, trovi dall'altra parte un antagonista, quest'anno c'è la Nissa, che non sbaglia un colpo e di conseguenza è una guerra anche un po' psicologica e i giocatori magari a volte cedono sui nervi. È vero, su è questa vero. situazione. Pro Favara che comunque con questa vittoria e la contemporanea sconfitta del Mazara 46 allunga ancora questa seconda posizione, quindi sulla carta non ci saranno i playoff di gironi e poi si passa direttamente ai playoff nazionali, dove è sempre un ternallotto, incontri squadre che non conosci e poi devi giocarti veramente la partita della vita. I playoff, a parte il fatto che non c'è sicurezza nell'andare su eventualmente Chiaro. a livello finale, penso che non sia mai una buona cosa perché allunga il campionato, perché è una dispersione di soldi ulteriore, giocatori che comunque non sono felicissimi di allungare di una mesata ancora Certo. di più insomma, il proprio rapporto con... E poi ci sono gli avversari. E poi ci sono gli avversari, E quindi sì. è veramente sempre un ternallotto, Sì. anche se meglio farli che non farli. Certo. Se no rischi poi di fare un fallimento totale della tua stagione. Voltiamo pagina perché adesso ritorniamo a parlare del girone B del campionato di eccellenza. Anche qui nona giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. Messana 1966 batte Santa Croce 1-0, Imesi Atletico Catania 94 batte Nebros 2-1, Paterno Calcio batte Rocca Acquedolcese 2-0, Enna Calcio batte Mister Bianco 2011 6-0, Ionica FC batte Leonfortese 3-0, Mazzarone Calcio Leonzio 1909 0-0, Milazzo batte Real Siracusa Belvedere 3-0 ed infine Modica Calcio Città di Gela 2-2 il risultato finale. E ancora testa a testa tra Enna e Paternò, guardiamo la classifica. Enna Calcio al primo posto con 62 punti, 55 Paternò, con 44 Modica Calcio, 42 Milazzo, con 38 Ionica FC, 34 Città di Gela, 33 Real Siracusa Belvedere, 31 punti Imesi Atletico Catania 94, con 30 la Nebros, 29 Rocca Acquedolcese, 28 punti Mazzarone Calcio e Mister Bianco 2011, 25 punti Leonzio 1909, 20 il Messana 1966, con 17 punti la Leonfortese, chiude il Santa Croce con 13 punti. Vittoria netta 6-0 dell'Enna Calcio contro il Mister Bianco 2011, sono già partite le immagini. Mister Bianco che sembra un po' essere risucchiato dalla zona retrocessione, aveva sin qui disputato un campionato anche importante, con dei punti importanti, con delle vittorie importanti. Succede che poi il campionato è talmente lungo che se non mantieni questa forma fisica e mentale per tutta la stagione hai delle debacle, come in questo caso in quest'ultimo periodo. Mister Bianco che può creare un po' l'ago della bilancia nella zona retrocessione, Fabrizio? Diciamo che è coinvolto anche lui in questa situazione qua, perciò diciamo che tra quartultimo posto e sestultimo posto, che poi è quello della salvezza sicura, mi sento di dire che siamo coinvolti noi, sarà coinvolto il Mazzarone, il Mister Bianco e ci mettiamo dentro anche il la... Rocca Acquedolcese, Sì. con 29 punti. Io ho visto il Rocca molto bene, l'ho visto veramente molto bene, però il calendario non ha un calendario semplicissimo, di conseguenza mi sento di
aggiungere anche il Rocca, sì. Quindi insomma una zona retrocessione ingarbugliatissima, perché magari qualche scontro diretto vi può permettere anche posizioni migliori rispetto all'attuale. Sì, Indubbiamente. Le prossime 2 partite saranno fondamentali. Ci guardiamo adesso la vittoria del Paternò che vince fuori casa 2-0 contro proprio la squadra messinese Rocca Acquedolcese. Con un gol per tempo il Paternò passa al comunale Latterio Scaffidi di Acquedolci, interrompe la striscia di 2 sconfitte di fila e si conferma al secondo posto in classifica nel girone B di eccellenza. Al primo affondo gli ospiti passano quando Viglianisi al minuto 15 toglie la sicura al sinistro, fulminando Caserta e spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per l'esperto centrocampista classe 89 si tratta della prima rete in campionato, la seconda stagionale. Insiste il Paternò che al 21esimo sfiora il raddoppio con la doppia conclusione di Giannaula che trova prima l'intervento di Caracò e poi la respinta di Caserta. L'attaccante rosso-azzurro ci prova anche al minuto 42 ma il suo tentativo è ancora respinto dal portiere biancoverde. L'Acquedolcese non ci sta e nella ripresa tenta di rimettere la sfida in equilibrio, ma le conclusioni di Carrello al minuto 51 e 3 minuti più tardi non sortiscono il pareggio sperato. Poi però il Paternò torna a spingere dopo la traversa colpita da Giannaula da 0 metri e la botta dello stesso numero 9 rosso-azzurro al 62esimo respinto da Caserta. Gli ospiti raddoppiano al minuto 63 quando proprio Giannaula raccoglie il cross dal fondo di Napoli e spalle alla porta si gira e calcia battendo Caserta e facendo così Acquedolcese 0 Paternò 2 per l'ex Atletico Catania. Si tratta della quinta rete stagionale, la terza in campionato. Ospiti che avrebbero la chance di arrotondare il punteggio ma prima Fratantonio sciupa da pochi passi l'invito di Giannaula, poi il destro di Greco è respinto da Caserta ed infine la stoccata di Giannaula da posizione defilata e messa in angolo dal portiere biancoverde. Il Paternò sale in classifica a quota 55 punti e pensa adesso all'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Nazionale che giocherà in Puglia contro il Manduria mercoledì 6 marzo, mentre l'Acquedolcese rimane a 29 punti e scivola al 10° posto. Voglio parlare adesso del Modica che pareggia in casa 2-2 contro il Città di Gela, eccole qui le immagini. Modica che insomma poteva e doveva fare di più, con l'arrivo di Settineri ci sono state 2 vittorie importanti, poi dei pareggi che hanno un po' complicato di nuovo la classifica. È un po' fuori secondo te dalla griglia ormai dei playoff, secondo te il Modica? Ci sono insomma un paio di partite, potrebbe anche eventualmente recuperare questi 4 punti che gli servirebbero per poi andare a svolgere i playoff, di conseguenza mai mollare. Io ho visto, abbiamo giocato qualche settimana fa contro il Modica, io ho visto una squadra in salute, una bella squadra, una squadra che gioca a calcio. Io ho visto una squadra in salute. Hai visto una squadra in salute e vedremo cosa succederà. Mentre invece il Messana, diretta inseguitrice anche verso di voi, vince una partita contro il Santa Croce. Partita risicata 1-0, però è una partita che ha regalato 3 punti fondamentali proprio per la sua classifica. Ancora a debita distanza dalla vostra posizione, però ha dimostrato di avere un bel gruppo. Assolutamente sì. Giocatori anche di categoria superiore. Noi siamo andati in vantaggio di 2 gol contro il Messana, avevamo preparato la partita in questo modo e ho visto un Messana, almeno il primo tempo, in grande difficoltà. Il secondo tempo invece mi hanno stupito, hanno preso il piglio del gioco, hanno preso il possesso palla. Noi diciamo che è stata una settimana quella dove non avevo cambi, stavano ancora arrivando i giocatori, di conseguenza noi siamo calati decisamente e loro con i cambi sono riusciti a dare qualcosa in più e sono stati bravi, perché a me il Messana è piaciuto, perciò faccio i complimenti all'allenatore e anche ai ragazzi del Messana. Ci sta, nel calcio è stata una bella battaglia, certo, combattuta. È la più in forma secondo te in questo momento tra le squadre pericolanti?
Glielo so dire fra un paio di domeniche. Vedremo cosa succederà allora, è vero, è vero, è vero. Sembrerebbe che si sia tirata fuori invece dalla bagarre play-out Limesi Atletico Catania. Guardiamoci gli highlights con le interviste post partita. Un successo fatto di gioco, un successo fatto di determinazione, un successo fatto di coraggio, un successo fatto di quello che tutti hanno pensato, dare continuità a questa squadra. Siamo fuori dai play-out, ma soprattutto abbiamo ritrovato dei valori. Sono i valori della costanza, i valori del coraggio, il valore di saper arrivare dove vogliamo, definire l'obiettivo e trovare sempre le modalità per raggiungerlo. Questa è la strada giusta, abbiamo tracciato un percorso, è il percorso che ci porterà alla salvezza. Ritengo che questo gruppo, questo team, questo spirito forte e collaborativo tra di loro è stato determinante, e poi devo dire che Serafino è veramente bravo perché la squadra la fa giocare veramente bene con le scelte anche giuste. Oggi abbiamo fatto una buona gara contro un avversario ostico, difficile, che è una delle migliori squadre che comunque secondo me a livello di gioco abbiamo incontrato. Il risultato vale doppio perché adesso siamo in piena, eravamo già adesso con questi 3 punti che valgono doppio, ci mettiamo in una posizione di classifica migliore. Saluto tutti i tifosi dell'Atletico Catania e sono felice per questa vittoria arrivata con tanto sacrificio e con tanta umiltà e con tanta voglia di andarla a vincere. I gol stanno servendo a risalire la classifica, ma la cosa più importante è vincere. Chiunque segni, l'importante è vincere. Ovviamente sono felice per questi gol che stanno arrivando, però l'importante è vincere. L'Atletico Catania che sino a qualche settimana fa soffriva anche una posizione di classifica pericolante, è la dimostrazione che il lavoro poi dell'allenatore, della società, dell'ambiente aiuta tantissimo. Voi per esempio a Lentini l'ambiente circostante la squadra è vicino, vi supporta, vi anima? Ecco, diciamo che l'Atletico Catania quest'anno a dicembre ha fatto spesa alla Leonzio, sì, è vero. Di conseguenza parecchi giocatori sì, sono passati a Limesi. Sì. E probabilmente questa salvezza diciamo che passa anche dalla Leonzio. Io sono andato a vedere la partita proprio questo sabato, Atletico Catania-Nebros, e per me la Nebros è una bella squadra. È una bella squadra, è una bella squadra. Ha fatto i primi 20 minuti dove ha messo sotto l'Atletico Catania, dove l'Atletico Catania è stata molto brava ad arroccarsi, a subire anche questa prepotenza calcistica della Nebros, si è arroccata bene ed è ripartita con i contropiedi, e in uno di questi hanno fatto un'azione veramente meravigliosa sulla destra dove Zanella fa una serpentina, poi mette in mezzo un pallone che viene valorizzato appunto dal loro centravanti, che adesso non ricordo il nome, e fanno un bellissimo gol su un'azione corale di ripartenza. Poi questa squadra rimane arroccata e è una squadra tosta, assolutamente tosta, l'Atletico Catania. È fuori dalla zona retrocessione secondo te, dopo averla vista anche sabato scorso? Per me sì. Ma anche la Nebros. Ma anche la Nebros, beh, ci mancherebbe. Insomma, è tutto aperto ancora il discorso retrocessione, un po' meno però per, credo, la vittoria finale. Enna Paternò, Modica troppo distaccato per agganciare potenzialmente i playoff. Su chi punti la tua vittoria finale, Enna o Paternò? Penso che sia abbastanza scontata la mia risposta. Enna, ho capito. Bene, allora chiudiamo il discorso di questa prima parte della nostra trasmissione ringraziando Fabrizio. Io mi auguro che insomma ci possiamo rivedere con questa salvezza già in tasca. È stato un piacere, grazie mille, e questo augurio mi fa molto piacere, e anzi non è un augurio ma è una certezza. Benissimo, buon lavoro, grazie a Fabrizio Daghio. Noi ci fermiamo qui, abbiamo un breve spazio pubblicitario e poi dopo, nella seconda e conclusiva parte della nostra trasmissione, parleremo di promozione ma anche di prima categoria. A tra poco.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima, Technology for Life. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete ancora con TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre. Seconda parte che viene dedicata al campionato di promozione e al campionato di prima categoria. Pertanto iniziamo subito e lo facciamo con il girone A del campionato di promozione. Si è giocata la nona giornata di ritorno, subito i risultati delle partite di domenica. Casteltermini batte Bagheria Calcio 3-1, Città di San Vitolo Capo batte Camarat 3-0, Cus Palermo batte Empedoclina 4-0, Parbonval batte Giardinellese 1-0, Alba Alcamo 1928 batte Icarenze 3-0, San Giorgio Piana batte Marsala 3-0 ed infine Partinica Audace batte Gemini 2-1. Entrambe le battistrada di questo girone A del campionato di promozione vincono in questa domenica, dove succede poco nella testa della classifica, dove troviamo al primo posto il San Giorgio Piana con 48 punti, Città di San Vitolo Capo 45, con 44 Parbonval, con 40 Gemini Calcio, 38 punti Bagheria Calcio con 36 Cus Palermo insieme al Marsala, 32 Partinica Audace, con 31 il Camarat, 26 punti Alba Alcamo 1928, 23 Casteltermini, con 15 Empedoclina, 14 punti Giardinellese, chiude la classifica con 0 punti Liccarenze. E purtroppo vai ad analizzare una sconfitta che poi, per come è andato il secondo tempo, è meritata, perché c'è stato un approccio del Casteltermini sicuramente superiore al nostro. Forse credevamo che la partita era già in tasca, ma non è così. Il primo tempo veramente non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché hanno fatto tutto quello che dovevano fare.
hanno creato palle gol, hanno lottato su ogni pallone, hanno corso, hanno dato tutto. Forse lì bisognava, nel momento di difficoltà dell'avversario dovevi chiudere la partita, perché è indubbio che la prima mezz'ora, 35 minuti, il calcio termine era in difficoltà, in palese difficoltà, e quindi lì noi creavamo palle gol e la dovevi chiudere. Quando invece non la chiudi, poi onore al calcio termine, perché il secondo tempo invece ci ha punito, ha approcciato meglio il secondo tempo, hanno pareggiato, e poi loro nel momento nostro di sbandamento, quello che non abbiamo fatto noi nel primo tempo, lo hanno fatto loro, ci hanno giustiziato, e poi la partita è andata per come è andata, con una vittoria che non ha rubato niente il calcio del termine. Applauso a loro che hanno lottato su ogni palla e hanno vinto la partita. Lo sapevamo che era dura, siamo arrivati nel momento non più delicato, nel momento decisivo del campionato, ci siamo arrivati così, un po' con qualche certezza in meno, però noi alla fine ci alleniamo bene, vediamo, ci sono altre 4 partite, daremo il massimo e poi tireremo le somme. Alla fine mancano ancora 4 partite, il discorso è ancora aperto, non è chiuso, c'è il quinto posto, il quarto posto, ci dobbiamo parare dal sesto posto alla settima, però dobbiamo difendere anche eventualmente il fatto di poter arrivare a meno di 10 punti dalla seconda. Ci sono 4 partite, ancora è tutto aperto, abbiamo un calendario molto bello da affrontare con Partinico, che è una squadra candidata perché ha fatto un giro di ritorno favoloso con San Giovanni Gemini, lì che è una squadra quarta in classifica, e poi col Piana. Il calcio è bello per questo, magari partite in cui le meriti di vincere le perdi, partite che sembrano sulla carta più abbordabili come oggi, ma non c'era niente di abbordabile perché il calcio del termine aveva cambiato guida tecnica, ha fatto veramente un gran secondo tempo con un'ottima squadra, con un ottimo allenatore e con ottimi elementi, e quindi le partite queste ci restano sono sicuramente molto molto complicate, però guai a mollare, ci alleniamo, ci andiamo a giocare tutte e 4 partite e poi alla fine tireremo le somme se siamo bravi e fortunati. La fortuna aiuta chi non molla mai, quindi in questo momento non si molla, si accetta la sconfitta, si fa tesoro di questa sconfitta per capire dove abbiamo sbagliato, si cerca di migliorare e affrontare al massimo delle aspettative le ultime 4. Si volta pagina, adesso parliamo del girone B, dove abbiamo ancora la conferma del Rosmarino. Atletico Messina batte Nuova Azzurra Fenice 5-0, Gioiosa San Fratello 2-2, Sant'Angiolese batte Promende Calcio 3-0, Città di Mistretta batte Aluntina 1-0, Rosmarino batte Aquila 1-0, Lascari Cefalù batte Nuova Rinascita 2-1, pareggio tra Valle del Mela Calcio e Città di Galati. Come abbiamo detto poc'anzi, abbiamo la conferma ancora del Rosmarino, ancora in vetta in questo girone B del campionato di promozione. Rosmarino al primo posto con 50 punti, 46 Città di Mistretta, con 40 Gioiosa, 37 Aquila, con 32 Nuova Rinascita, 30 punti Città di Galati, 29 Lascari Cefalù e Sant'Angiolese, con 27 Valle del Mela Calcio e San Fratello, 24 Promende Calcio, 23 Aluntina, con 20 l'Atletico Messina, chiude la classifica Nuova Azzurra Fenice con 9 punti. In un match in cui non sono mancate le polemiche, con l'Aquila Bafia costretta a chiudere in 8 uomini, la capolista Rosmarino sbanca il comunale Munafò con un contestato calcio di rigore a 10 minuti dalla fine, si conferma in testa al girone B di promozione in solitaria. Sono proprio gli ospiti a provarci subito per 2 volte, prima con Bella Macina che su calcio piazzato sfiora la traversa e poi con Arcuri la cui botta è respinta da Foti. L'Aquila prova a rispondere, lo fa con Ferrara, ma il suo tentativo non crea patemi a Dipane. Al 23esimo però l'Aquila rimane in 10 uomini quando il signor Longo mostra il rosso diretto al difensore Merlino per l'intervento su Giuttari e dal successivo piazzato Calabrese costringe Foti a rifugiarsi in angolo. Al minuto 39 sono vibranti invece le proteste dell'Aquila che vorrebbe assegnato il calcio di rigore su Cariolo, ma il fischietto catanese dice di no. Insiste la formazione bafiese che ci prova da corner con Mattai che di testa sfiora di poco la traversa. Al 46esimo in un contrasto si fa male il centrocampista
regista dell'Aquila Daniele Di Bella, costretto poi a lasciare il rettangolo di gioco in ambulanza. La ripresa si apre con la formazione locale in avanti alla ricerca del vantaggio. Al 50° Aloe finisce giù in area avversaria, ma il direttore di gara gli mostra il giallo per simulazione. Passano pochi minuti ed è ancora l'Aquila a provarci con Cariolo, che di testa impatta bene il cross di Maisano, trovando però l'intervento del portiere Di Pane. Ma sul ribaltamento di fronte il Rosmarino la potrebbe sbloccare, ma prima è Foti con un super intervento a negare a Frisenda la gioia del gol, e poi Calabrese, ben servito da Iuculano, non trova lo specchio della porta. Bersaglio che al 63° non c'entra per centimetri nemmeno Cariolo, che ben servito in aria dall'Aquidara spara a fil di palo. Al minuto 78 però i locali rimangono in 9 uomini, viene espulso anche Gianluca Foti per l'intervento su Iuculano, doppio giallo per il classe 2006 bafiese, e dalla successiva punizione il sinistro di Iuculano si perde, alto non di molto, ma al minuto 79 arriva l'episodio che decide la sfida, quando il signor Longo concede il contestato calcio di rigore al Rosmarino, vedendo un fallo di Matai su Iuculano, e dal dischetto Calabrese batte Foti col brivido, facendo così Aquila 0, Rosmarino 1, e per il bomber Amaranto si tratta del 9° sigillo in campionato. 4 minuti più tardi arriva anche la terza espulsione per l'Aquila, rosso all'indirizzo di Chicco Danna, con i locali che chiudono in 8 contro 11. Nonostante ciò, nel finale i ragazzi di Caragliano tentano il tutto per tutto, ci prova Presti, ma il suo tiro si perde di poco alto, quindi al 96° la punizione di L'Aquidara viene respinta in aria da Zingales, con i locali che chiedono il rigore per un presunto tocco di mano, ma il signor Longo ammonisce Zingales per essersi mosso in anticipo dalla barriera e fa ripetere il piazzato, con L'Aquidara che ci riprova, trovando però la decisiva parata di Di Pane che salva il risultato. Finisce dunque 1-0 per il Rosmarino, che sale in classifica a quota 50 punti e mantiene il primato in solitaria, mentre l'Aquila rimane al 4° posto con 37 punti. Il nuovo San Fratello targato Antonio Reale, subentrato in settimana al dimissionario Marguglio, esce con un punto importante sul campo del Gioiosa, terzo in classifica, e prosegue la sua corsa verso una tranquilla salvezza. La sintesi si apre con la formazione neroverde che ci prova subito, con De Gregorio che dal limite calcia di poco alto. Il Gioiosa risponde subito dopo con Balde che di testa non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio che al 19° centra invece il San Fratello, con De Gregorio che di testa mette alle spalle di Rubbio il classico gol dell'ex, portando in vantaggio i suoi e firmando così il suo 7° centro in campionato. Spinge il San Fratello che a più riprese sfiora il raddoppio, prima con il tiro cross di Praticò che si perde fuori di un soffio, poi con Vergara che dal limite trova un super Rubbio a dirgli di no, e sulla ribattuta Praticò non c'entra la porta, ed infine ancora Vergara la cui botta da fuori costringe l'estremo Granata agli straordinari. I locali provano a reagire ma sono sterili gli attacchi Granata, e così al minuto 38 il San Fratello raddoppia quando Vergara va via in velocità e col destro mette alle spalle di Rubbio il gol del 2-0 nero-verde, e che gli vale come 5° sigillo in campionato. Gara che sembra chiusa, ma nella ripresa il Gioiosa trova al minuto 52 la rete che riapre la sfida grazie a Martinez, che da fuori supera D'Amico col sinistro per il gol dell'1-2 e che gli vale come 1° sigillo in maglia Granata. Comunque di rimettere le cose a posto, ma Rubbio è bravo sul calcio piazzato dal limite. Nel finale però il Gioiosa tenta l'assalto disperato, Balde su punizione sfiora di poco il palo, subito dopo la conclusione col destro di Zurka sorvola la traversa, mentre la stoccata di Diouf trova un super D'Amico a negargli la gioia del pareggio, pari che la formazione di casa trova comunque al minuto 95, quando il signor Varchi di Palermo, su indicazioni del primo assistente, concede ai Granata un contestato calcio di rigore, e dal dischetto Balde non sbaglia la rete del definitivo 2-2 che gli vale come 19° centro in campionato. Finisce così, il Gioiosa si conferma sul terzo gradino del podio con 40 punti e mercoledì dovrà recuperare la gara esterna a Mistretta, mentre il San Fratello sale a 27 e si porta a +4 sulla zona play-out.
Parliamo adesso del girone C, dove continua la crisi nera per quanto riguarda il Real Aci. Guardiamo i risultati. Real Aci Caggi 1-1, Santa Domenica Vittoria Aci e Galatea 3-3, RSC Riposto batte Città di Aci Catena 4-1, Nicosia batte Real Suttano 4-0, Sant'Alessio Città di Calatabiano 1-1, Città di Aci Sant'Antonio batte Belpasso FC 2014 1-0, Villarosa batte Valdinisi Calcio 4-1. Il contemporaneo pareggio del Real Aci con il Caggi permette alla Città di Aci Sant'Antonio di raggiungere il primo posto in classifica. Città di Aci Sant'Antonio, Real Aci 50 punti con 48 Nicosia, 45 RSC Riposto, con 39 Belpasso FC 2014. 29 punti per il Villarosa, 27 Santa Domenica Vittoria, con 26 il Valdinisi Calcio, con 24 Sant'Alessio Aci e Galatea, 20 punti il Real Suttano, 19 Caggi, 12 punti Città di Aci Catena, 9 punti per il Città di Calatabiano. Fin qui il ruolino di marcia di ottimo livello per gli uomini di Mister Gallo, con 4 successi nelle ultime 5 gare disputate, con la possibilità di allungare ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi contro il Città di Aci Catena. Catenoti in piena lotta a salvezza ma in salute, avendo raccolto 2 vittorie ed un pareggio negli ultimi 3 incontri. Avversario dunque col coltello tra i denti, in attesa del Tour de Force finale della stagione contro le prime della classe. La prima chance arriva dopo oltre un quarto d'ora di gioco. Borzì, servito da Martinez, può scappare via sulla sinistra con l'1 contro 1. Entra in aria il 7 che poi chiude col destro e trova il paratone di Romano. Minuto 32, Aci Catena ad impostare, pallone in verticale che trova un rimpallo amico, poi strano, con la sinistro al volo, punisce la RSC, sblocca il match e fa 1-0. Coordinazione perfetta per l'8 Catenoto, schiaffo però che sveglia i ripostesi che 2 minuti più tardi reagiscono con Borzì sempre sull'out mancino, pronto a saltare l'uomo. Saltato secco l'avversario, pallone in mezzo lisciato da tutti, Cespitaleri col tiro cross su cui si avventa proprio Orazio Borzì, che inizia e chiude l'azione con la zampata vincente per l'1-1. L'ultima opportunità però è per i padroni di casa, che nel finale su rimessa laterale trovano Indaco in aria che si gira bene ma non trova lo specchio. Finisce così il primo tempo, 1-1 tra Russo Calcio e Città di Aci Catena. Nella ripresa ripostesi nettamente più aggressivi. Ed infatti dopo 2 minuti pressione alta col recupero palla di Platania che imbecca subito Pullisi, tiro col sinistro, secondo paratone di Romano. Minuto 54, momento chiave del match, pressione cattiva di Borzì, poi sfera messa via in fallo laterale. Giocata velocemente da Palazzolo con le mani per Platania, uno sguardo al centro, taglio perfetto di Nico Cajata Martinez che brucia tutti sul tempo, pallone in rete, primo gol stagionale per il DS, ma soprattutto è 1-2. Adesso gara in discesa, poco dopo sempre Borzì a scappare via. Cross che arriva dall'altra parte tra i piedi di Palazzolo, che prova la conclusione che viene murata, poi Manuli ancora per il 21 che decide di portare a spasso la difesa, sombrero sull'ultimo avversario, destro al volo che butta giù la porta, gol atomico di Pietro Palazzolo, 1-3. Cosa si è inventato il sergente? Giocata da fuori classe assoluto. Qual è? Finale di gara con spazi ampi. E allora Platania per il solito scatenato Borzì che ara per l'ennesima volta la fascia. Alza la testa il 7, pallone per Tornitore che di prima intenzione spacca anche lui la rete e chiude definitivamente i conti.
E di fatto sarà questo poi l'ultimo frame di questa sfida che termina così. Triplice fischio al polivalente di Aci Catena, vince la RSC che tornerà in campo settimana prossima contro il Real Aci. Il pareggio di domenica scorsa contro il Real Suttano ha portato cambiamenti in casa Real Aci. In panchina infatti c'è un nuovo allenatore al posto di Marcello Manca e Peppe Mascara, che oggi debutta sulla panchina realino aspirando il Caggi. Real subito minaccioso in avvio, corner di Strano, al centro per De Emanuele di testa, alto sopra la traversa. Lancio lungo verso Carbonaro, non ci arriva sul pallone, poi De Leonardis anticipa l'uscita di Vecchio, De Leonardis, la porta è vuota, miracolo di Bambare, poi si salva la difesa del Caggi. Continuano a spingere il Granata, punizione interessante, affidata a Strano. Strano in mezzo per Lopez di testa, palo clamoroso, ghiotta chance per il Real. Minuto 34, lo Iacono riceve palla, poi la scambia con Alaimo. Di nuovo lo Iacono, il traversone verso Bambara che stacca completamente solo e batte il rientrante Buallegue. Il Caggi è in vantaggio, il primo tiro in porta. Reazione veemente dei padroni di casa, angolo di Strano sul secondo palo per Lopez. Altra colossale occasione per il Real. Sardo avanza nel secchio di centrocampo, cerca il suggerimento in profondità verso Carbonaro che approfitta di un errore di Alaimo. Carbonaro da fuori, ci mette i pugni Vecchio. Continuano a collezionare angoli gli acesi, sempre Strano dalla bandierina, in mezzo, ci mette un pugno Vecchio, poi le mura e il mancino. Si salva Saglimbeni respingendo. Battute finali del primo tempo, Tomarchio scambia con Cannone che può mettere il cross. Lo fa in aria, la palla finisce a De Emanuele, atterrato, Carbonaro col mancino, Vecchio si oppone, proteste di De Emanuele per il contatto in aria. Stesso copione nella ripresa, fin dalle prime battute, sempre Real Aci in attacco, cross di Cannone, allontana Criado, poi Lopez, lascia la battuta a Tomarchio che cerca il traversone alto sul secondo palo, stacco di Carbonaro che a pallonetto sorprende Vecchio e trova il pareggio subito in apertura. Nino Carbonaro, 23 in campionato per lui. Adesso si apre la caccia a vantaggio. De Emanuele fermato, subentra le mura, gioco di prestigio, allarga a sinistra verso Cannone, cross basso, brivido per la difesa che si salva in calcio d'angolo. Ancora Strano dalla bandierina, dentro per Sardo nell'area piccola, alto sopra la traversa di pochissimo. Scocca l'ora di gioco, Sciuto, pilota palla verso la metà campo offensiva, la scarica a Tomarchio, uno sguardo in mezzo, il cross per Carbonaro di testa, al lato di un soffio. Strano sventaglia sulla sinistra, verso De Emanuele, grande aggancio, si sovrappone Cannone, lo serve De Emanuele sulla corsa, contrasto con Riccina che gli frana addosso, non c'è nulla per l'arbitro, libero di impostare le mura. Cerca il lancio lungo verso De Emanuele, in anticipo Riccina che sbaglia tutto, regala la chance a De Emanuele, si oppone Vecchio e poi Riccina allontana. Tomacchio cerca subito con le mani l'entrato Mongelli che difende palla, Mongelli riesce a crossare per Cannone, in qualche modo si salva la difesa, poi su Carbonaro, poi mischia in aria e alla fine riesce a liberare il Caggi. Insiste e preme con tutti gli effettivi Real Aci, Sardo allarga verso Cannone, la finta, poi la può mettere al centro, lo fa, palla allontanata, anticipato De Emanuele, finisce a Strano, Strano prova a piazzarla da fuori, Vecchio in tuffo si rifugia in corner. Ultimi disperati attacchi del Granata, Sciuto alza la testa, cerca il cambio gioco verso le mura, ottimo controllo, prova ad girare Bambara, le mura va a terra, anche qui contrasto, anche qui l'arbitro lascia proseguire, contrasto le mura Bambara. Minuti di recupero, piazzato, battuto da Cannone, al centro, libera la difesa, il pallone finisce a Sciuto, Sciuto prova la conclusione, ci mette i pugni Vecchio, poi le mura, grande stop, accelera le mura, il tiro cross, ancora Vecchio, mischia in aria, poi Sardo e alla fine rimessa dal fondo. Esordio amaro per Peppe Mascara sulla panchina del Real Aci che non va oltre l'1-1 casalingo contro il Caggi. Una partita molto simile a quella vista contro il Real Suttano, tante, troppe occasioni gettate al vento, sprecate malamente. Errori che non si possono concedere agli avversari, soprattutto a poche giornate dalla fine, in un campionato dove veramente tutto può accadere. Urge un'immediata sterzata e invertire questo trend di deludenti pareggi, e la sfida di domenica prossima non sarà una passeggiata. I Granate infatti faranno visita all'RSC Riposto, in piena lotta playoff.
Servirà il miglior Real Aci, una prestazione di carattere per tornare a casa con l'intera posta in palio. E chiudiamo adesso con il girone D, dove continua la lotta al vertice tra Città di Avola 2020 e Vittoria Calcio. Anche qui si è giocata la nona giornata di ritorno, subito i risultati. Mister Bianco Calcio batte Pro Ragusa 4-2, Città di Avola 2020 batte Scicli 2-0, Città di Canicattini batte Villaggio Sant'Agata 4-0, vittoria fuori casa per il Vittoria 4-0 contro il Megara 1908. Priolo Gargallo batte Mascalucia San Pio X 5-0, SC Palazzolo batte Virtus Ispica 2020 4-0 ed infine Vizzini Calcio batte Frigentini 2-1. In attesa del big match, il Vittoria continua a rimanere in testa in questo girone D del campionato di promozione. A seguire non molla certamente il Città di Avola 2020, ma guardiamo la classifica. Vittoria 58 punti, con 56 Città di Avola 2020, 50 punti Priolo Gargallo, con 41 Vizzini Calcio, 39 SC Palazzolo, 34 punti Megara 1908, con 31 Mister Bianco Calcio, 29 punti per il Frigentini, con 28 Pro Ragusa, 25 Scicli, 18 punti Città di Canicattini, 15 punti per il Villaggio Sant'Agata, 11 punti Mascalucia San Pio X, chiude la classifica la Virtus Ispica 2020 con -1. È un campionato straordinario, però siamo lì e ce la giocheremo fino alla fine. Io penso che ormai il Priolo è una squadra rodata, lotterà fino alla fine, insomma, e poi si giocherà ai playoff. Però ancora mancano 4 partite, ci sono 12 punti in palio, tutto può succedere. Perciò noi pensiamo partita per partita, pensiamo a noi, a cercare di vincere tutte le partite, dopodiché a fine campionato tiriamo una somma. Ma di certo questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. E poi, sai, la favola continua, sognare... Si può sognare, i ragazzi se lo meritano ed è giusto farlo. Una partita un po' nervosa, un inizio un po' così e così, però siamo stati bravi a stare lì e portarci in vantaggio e chiudere il primo tempo 1-0. Poi nel secondo tempo abbiamo preso il passo giusto, l'appiglio giusto e siamo riusciti comunque a dare una svolta alla gara e concludere in larghezza. Con il girone D chiudiamo dunque il campionato di promozione ed apriamo la pagina dedicata al campionato di prima categoria. Subito il rullo con risultati, classifiche ed immagini.
è stata una bellissima partita, era importante vincere, con un po' di sofferenza siamo riusciti a portare a casa 3 punti per cercare di fare i playoff e poi giocarceli. Un po' il vizio l'avevo perso, avevo segnato la seconda di campionato, era da allora che non segnavo, ma avevo giocato pure poco. Se la palla arriva in area di rigore ci sono i rischi per gli avversari, diciamo. Sì, è stata una partita combattuta sì, dall'inizio, abbiamo cominciato bene, poi purtroppo siamo passati sotto essendo che abbiamo fatto il 2-1. Fortunatamente l'abbiamo ripresa con grande tenacia e siamo riusciti a portare a casa 3 punti. È una gioia indescrivibile ovviamente. Lo dedico a Andrea che oggi fa pure il compleanno, gli mando un grande bacione. Il tris è servito, 3 come le vittorie di fila negli ultimi 270 minuti, 3 come la piazza d'onore nel girone E di prima categoria assestata a ritmi da promozione. Il Campanarazzo vince ancora, lo fa alla quintultima e batte l'Atletico Catania 2-0, un avversario sul quale si è dovuto sudare e anche tanto prima di passarci sopra. In chiara lotta per evitare i play-out e tale sarà anche il prossimo per i mister bianchesi, sabato al Matteotti in casa del Gravina. Poi al Mazzola lo Scordia, che prosegue da primo il testa a testa col Noto. Leo Soccer al Seminara e San Pietro a chiudere in casa, queste ultime al momento a forte rischio in una classifica che laggiù è un campo minato. Campanarazzo 42 punti, 17 dei quali nelle 8 giornate di questo girone di ritorno. A leggere i pareri avversari, presenti, passati e futuri, avversario temibile. Insomma, piaccia o no, per il prossimo mese l'etichetta di squadra da battere è già saldata. E poco conta se il tecnico Primo Rivoli, privo di testa, Danilo Fazio, Celi e D'Arrigo, deve reinventare in primis la difesa. A proposito, si commentano da soli alcuni interventi di Michele Fazio che qui mura Licciardello e di Danilo Milazzo, terzino destro, che non è più una sperimentazione. E poi i portieri, oggi è toccato a Signorino, piazzarsi tra i pali lì dietro sono più che una garanzia. E allora rovesciamo il fronte e vediamo Sapienza prima involarsi per tirare fuori, poi cadere in aria ma senza sviluppi clamorosi da rigore e poi servire Kevin Giuga, l'eroe di Palagonia che ne ha fatti 2 su un totale di 3-0 insieme a Capitan Russo. Il Campanarazzo inizia a proporsi strada facendo e lo fa con una punizione spiattata di Milazzo, con una certa insistenza dopo un avvio bloccato, perché ci sono anche gli avversari che giocano a viso aperto sino a sfiorare lo 0-1 con una punizione a carezza incrocio di Piero Arrabito. Al 44:20 la svolta tutta fronte destro. Milazzo per Gianfranco Russo che non smette di infiocchettare assist giganteschi. Lancio per Carmelo Maugeri al vertice dell'area e pallonetto che non lascia scampo a Romeo. 3 tocchi di felicità per arrivare in porta, 1-0 all'intervallo. Secondo gol in stagione per Maugeri, che del centrocampo è diventato riferimento puro negli ultimi tempi, come nel reparto di mezzo lo è ormai da mesi e mesi Daniele Gelardi. Suo l'assist per l'autore del vantaggio che ci prende gusto e magari sotto forma di rasoterra e dalla distanza può aspirare a un bis, scaccia sofferenze. Romeo stavolta gli nega la gioia del gol spedendo la palla in calcio d'angolo mentre il Russo sul tiro della bandierina che ne consegue, disegnato da Sapienza, non è lucidissimo. Poi a provarci in un primo quarto d'ora di ripresa prettamente di marca locale è Giuga, lanciato da Sapienza a sua volta, liberato da Fazio che lì dietro detta legge vincendo la sfida degli over su Melo Costanzo. L'Atletico alza l'asticella, Franceschino non carica a dovere e Signorino attento blocca centralmente e poi in distensione sul tiro da fuori di La Ferlita. A metà tempo lascia Maugeri ed entra Mirabella, il Campanarazzo ha sempre il pallino del gioco ma non la spinge dentro con Gelardi dopo laterale di Milazzo. Lo stesso fa Anfuso col corridoio aperto dal Russo, si poteva aspirare a qualcosa in più. Lascia così il campo l'attaccante ed entra Miraglia a 10 dalla fine. Poi il rischio calcolato perché anche questo è il Campanarazzo che ormai da big sa soffrire. Licciardello è furbo nel portarsi in marcatura Palmeri che così non può occuparsi di Vasta.
Cross per Costanzo che sfugge a Motta ma non punge e si rimane sull'1-0. Praticamente l'unica svista difensiva che stava per essere pagata caramente a 5 dalla fine. Entra intanto Gugliuzzo per Gelardi e attenzione al cambio nei pressi dell'extra time. Quasi come una sorta di richiamo al non capitalizzato di cui sopra, il Campanarazzo si mette da parte alcune frenesie lì davanti e al minuto 89 si presenta al galà del raddoppio tessendo la ragnatela come Russo, dopo aver studiato con attenzione il caso, allarga su Palmeri. Il duetto con Giuga si trasforma in assist per Gugliuzzo sull'estrema zona della fascia laterale. Convergenza dalle parti di Miraglia, con 3 dentro l'area, tocca a Sapienza tentare lo sfondamento e per 2 volte. Sul secondo, Romeo fa quel che può, alzandola a beneficio di Peppe Gugliuzzo che si toglie la soddisfazione del primo gol personale in stagione, del gol della sicurezza della partita e quello di una dedica particolare in famiglia, in ricordo del papà recentemente scomparso. Il tutto in un periodo delicato per l'attaccante con la maglia numero 19. Sul 2-0 entrano Costanzo per Giuga e Abate Di Bella per Palmeri. E proprio Costanzo, mentre il Campanarazzo è in vena quasi di esagerazioni, fa da assist man per la prima di 2 palle gol firmate Saro Miraglia che ci tenta anche di testa sull'ennesimo corner di Sapienza. Ancora tutto da decidere in parecchi gironi del campionato di prima categoria. Vedremo cosa succederà a partire dalle prossime settimane. Noi per quel che ci riguarda ci fermiamo qui, chiudiamo la puntata del giovedì di penalty, ci rivedremo tra 7 giorni. Vi ricordo che se volete rivedere questa puntata, così come tutte le altre puntate della nostra trasmissione, basta visitare il canale YouTube Penalty Programma Sportivo oppure la pagina Facebook Penalty. Siamo altresì visibili anche sul canale HBB TV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi. Ci vedremo la prossima settimana.